Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina voglio fare una ricetta con la pasta sfoglia. In effetti già l'ho aperta e voglio mettere in ogni triangolino diciamo un bocconcino con prosciutto cotto, una parte salame e una parte wurstel. E dopo farò diciamo il cornettino, quindi un cornettino rustico. Quindi vi faccio vedere come faccio. Quindi aprite la sfoglia e poi con una rotellina tipo questa qui voi la dividete prima in quattro parti e poi in angolini. Vedete ogni triangolo così, diciamo, in effetti. E poi in ogni triangolino mettete il bocconcino con il salume che volete voi, potete mettere mortadella, che cosa volete voi. Attenzione un po' perché vedete si apre un po', però diciamo le altre parti sono quasi intatti, un po' questa fettina qui un po', però riusciremo a farla, quindi vi faccio vedere come usciranno dei cornettini da infornare. Ragazzi, come vedete, ecco la disposizione che io ho fatto: salame, mortadella, prosciutto cotto e un bocconcino, diciamo i ciliegini, quelli là piccolini, quindi non quelli là grandi, ragazzi, i piccolini. E adesso andiamo a chiudere il famoso cornetto salato, diciamo così. Quindi questa deve essere per forza buona, ragazzi, quindi dopo ci scassiamo come al solito. Quindi andiamo a chiudere il cornettino ora. Ecco qui ragazzi, ho fatto i cornettini. Purtroppo è un'azione molto delicata e quindi due non mi sono riusciti bene perché è una pasta molto delicata, però in effetti 6 sono usciti benissimo. Altri due, purtroppo questa è una pasta che tende molto, diciamo, a frantumarsi, diciamo così, quindi bisogna proprio fare attenzione perché si rischia di romperlo. Questi qua li ho fatti bene, gli altri due si erano aperti e quindi non li ho messi. Quindi va diciamo dalla parte più grande va rotolato fino alla parte a punta, quindi diciamo da sotto a sopra, dalla parte più grande alla parte più a punta, quindi va rotolato come un cornetto. Quindi adesso passeremo l'uovo e poi lo inforneremo. Ecco ragazzi, adesso ho passato l'uovo sopra, solo il rosso però ragazzi, mi raccomando, come potete vedere dalla tazzina qui, solo il rosso. Potete farlo con un pennellino, con le dita, come volete ragazzi, basta che passate l'uovo sopra questi cornettini salati. E adesso andiamo a infornare per 20 minuti a 180 gradi. Ecco ragazzi, i cornettini sono pronti, come potete ben vedere sono belli croccanti. Adesso ve ne apro uno e ve lo faccio vedere, così vi convincete di più. Ecco qua ragazzi, come potete vedere, penso che l'inquadratura vada bene. È uno spettacolo, dai. Belli pieni, salame e mozzarella, prosciutto cotto e mozzarella, bocconcino anzi, quindi ragazzi questo è veramente buonissimo, quindi ve lo consiglio. Solo dovete fare attenzione con la pasta sfoglia perché si rompe facilmente, solo questo. Poi il resto è tutto facile. Quindi ragazzi, se permettete, la ci a mangiare, quindi devo assaggiare, se no come faccio a capire se è buono o no? Anche se secondo me deve essere buono. Quindi vi rimango questa bella inquadratura e ragazzi devo assaggiare per forza, non posso fare a meno. Ciao a tutti e buon appetito.